Siamo qui con l'allenatore del Valdagno, il signor Chiarello, e un parere su questo incontro di questa sera. Noi siamo venuti qua per fare 3 punti, ci siamo riusciti, sicuramente è stata una partita molto difficile ma lo sapevamo e noi torniamo a casa molto contenti. Venivate da 2 settimane intense di partite giocate dall'eliminazione in Coppa Italia, però nonostante tutto avete dimostrato di aver conquistato degnamente i 3 punti qui al Palapanzini, nonostante il Giovinazzo vi abbia fatti soffrire. No, ma Giovinazzo per me è una buona squadra, anzi sono convinto che qui ci saranno molte squadre che lasceranno dei punti. Noi venivamo qua senza uno dei nostri giocatori, lo spagnolo Borega, quindi avevamo un po' di difficoltà, però i ragazzi, quelli che sono stati chiamati in causa, hanno dato tutto, hanno fatto bene e poi bisogna soffrire, queste sono piste dove bisogna soffrire, ci siamo riusciti e quindi secondo me ci portiamo a casa 3 punti guadagnati e consapevoli che adesso noi il nostro campionato l'obiettivo secondo me è quello di non entrare nei play-out, è stato raggiunto e quindi siamo molto più tranquilli. Infatti avete comunque un bel organico, basta vedere l'autore della rete, della prima rete di qui Giovanni, poi Motaran, che è tutta una storia di hockey, ne mastica abbastanza, quindi comunque navigate a metà classifica. Siete non più per il play-out ma adesso andate oltre. Sì, adesso pensiamo, cioè prima guardavamo indietro, adesso cerchiamo di guardare avanti e noi comunque abbiamo una squadra giovane, una squadra che deve ancora crescere e siamo convinti che sia quest'anno che anche l'anno prossimo crescerà ancora, quindi noi siamo molto contenti e niente, cerchiamo di andare avanti così e di portare a casa ancora delle soddisfazioni per i nostri tifosi che ci seguono ovunque. Anche stasera c'è da fare un plauso ai nostri tifosi che sono venuti dal Veneto qui in Puglia, quindi grazie anche a loro perché una squadra non è mai sola. Grazie. Grazie a voi, in bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie.